La barzelletta di Geppo. Siamo in casa. Una mattina marito e moglie stanno facendo colazione. A un certo punto lei si guarda al marito negli occhi e fa: amore, scommetto che non ti ricordi che giorno è oggi. Aia. A lui ancora fa ma certo che mi ricordo, ma perché mi hai preso? Facciamo così. Si alza al volo, si pulisce la bocca e va direttamente in ufficio. Mo, verso le 11 del mattino suonano alla porta, la signora va a aprire e si trova davanti un fioraio con un masso di rose enormi. Capito? Verso le 14 risuona un'altra volta il campanello, riapre e c'è sta un altro corriere che gli ha portato una stupenda scatola di cioccolatini. Verso le 17 risuona un'altra volta alla porta, c'è sta un commesso e gli ha portato un bellissimo vestito da sera. Capirai? E il marito quando rientra a casa, come la moglie lo vede, gli fa così: oddio amore, prima le rose, poi i cioccolatini e infine questo bellissimo vestito. Che bel modo stupendo di festeggiare il compleanno di mia madre. La storia dei gladiatori. Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.